Che bello avere il piacere anche stasera di aprire questo appuntamento numero 40. Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Ma che meraviglia questo parterre fantastico quest'anno, insomma il parco Misingiago di Ittiri è veramente una platea, è un anfiteatro, è un luogo ideale per raccontare il festival numero 40. È così, Maria Caterina? Eh sì, ci ritroviamo in questa seconda serata, 40ª edizione di Ittiri Folk Festa, un'edizione particolarmente ricca che abbiamo voluto con passione e con impegno. L'Associazione Culturale Folclorica Ittiri Cannedu nel suo 51esimo anno di attività ha organizzato un programma davvero molto ricco, di cui questa è la serata finale in realtà per quanto riguarda il Parco Missingiagu, ma continueremo poi ancora lunedì con la cena etnica e martedì con la chiusura a Sassari. Ecco, tutto questo qui a Ittiri, ma voi a casa che ci seguite attraverso il canale 13 di Tele Sardegna potrete insomma condividere questa esperienza, fare questo viaggio ideale, perché un po' è il segnale, no, di questa edizione, il viaggio che ci unisce, il viaggio che ha unito tanti popoli, tanti continenti in questa località della nostra terra, grazie all'impegno nato 40 anni fa, e forse 40 anni fa insomma non si pensava che saremmo arrivati ad avere così tante nazioni e così tanto interesse per una manifestazione come questa. Sì, è proprio questo. Effettivamente Ittiri Folk Fest è iniziata 40 anni fa quasi come una scommessa. I gruppi arrivavano a Ittiri, erano ospitati nelle nostre case e oggi siamo diventati una organizzazione enorme che coinvolge davvero tutto il paese, e quindi io vorrei anzi che il primo applauso della serata andasse davvero a tutte le persone che aiutano a realizzare questa manifestazione, ma poi in particolare alle istituzioni che ci sostengono da sempre, quindi la Regione Sardegna, l'assessorato del turismo e poi ancora naturalmente l'amministrazione comunale di Ittiri, la Fondazione di Sardegna, la Camera di Commercio che ha inserito la nostra manifestazione nel circuito Salute e Trigu, il comune di Alghero, il comune di Sassari. Beh, ringrazio anch'io la Regione perché grazie al sostegno che ci ha dato noi possiamo organizzare la versione in viaggio di Harmonias, e stasera Harmonias anche stasera ha fatto tappa qui a Ittiri, e quindi trasmetteremo insomma ai nostri amici in Sardegna nel digitale terrestre e nel mondo con il web. Iniziamo subito, entriamo nella festa con i nostri ospiti. Quindi con i nostri ospiti, con la cerimonia degli inni nazionali, e partiamo con la Sardegna, la scuola di ballo Ittiri Cannedu. E poi ancora da Bolotana il gruppo Folkortakis. E ancora Sardegna con Samugheo, col gruppo folk Proloco. Ed ora l'inno, Sinnu de Subatrotusarda Sos Feudatarios, che è legge regionale dal 2018, ufficialmente l'inno del popolo sardo. Eccoci qua, e quindi abbiamo avuto il piacere insomma di invitare i nostri ospiti, al quale andrà anche un omaggio, vero Maria Naturalmente Caterina? i bambini della scuola di ballo Ittiri Cannedu consegneranno i gadget, diciamo, di questa nostra festa, il libro che abbiamo realizzato per i 40 anni di Ittiri Folk Festa, un volo a passo di danza, e poi ancora una bottiglia di olio fornita dalla associazione Sischi Madorza, e ancora la saponetta che porta inciso proprio il logo della Ittiri Folk Festa di quest'anno, della grafica offerta dai fratelli De Logu, il sapone all'olio d'oliva, e poi la calamita, la cartolina, tutto quello che abbiamo realizzato in tema viaggio. Bene, allora adesso andiamo a ritrovare i nostri amici, la nazionale insomma della Lega italiana degli sbandieratori, rappresentano l'Abruzzo e quindi il nostro paese con l'inno nazionale.
Bene, dobbiamo anche, intanto dando il benvenuto, io ho detto Abruzzo, ma in realtà sono... La sede è a Città della Pieve in Umbria, però poi la nazionale in effetti rappresenta Sei ben regioni. 6 regioni italiane. Bene, bene. Comunque c'è anche l'Abruzzo, insomma, non ho fatto un errore troppo grave. Allora andiamo avanti invece con i gruppi internazionali. Cominciamo questo nostro lungo viaggio, perché stasera sono veramente tante le nazioni. Infatti abbiamo ridotto anche i tempi di ciascuno. E certo, andiamo con la Slovacchia, Vagonar da Poprad. Va bene, va bene così. Ok, allora sì. Abbiamo perso la sfumatura anche per loro. Sì, Gli omaggi di questa serata agli altri gruppi che abbiamo avuto ieri sera, abbiamo già consegnato gli omaggi della Itiri Folk Festa. Ebbene, continuiamo allora con il Messico, il ballet folclorico della Università Autónoma de Coahuila e la musica folclorica messicana Son de la Huerta. Eccoli qua, Messico. Eccoci qua. Che bello che cantano l'inno nazionale i nostri amici messicani. Andiamo in Oriente con l'isola di Formosa, una bella formazione sia dal punto di vista del ballo che delle musiche, e quindi andiamo a Taiwan, a Tainan City e anche Taichung con la parte musicale. Taiwan. Ecco, un altro applauso di benvenuto ai nostri ospiti di Taiwan che ricevono, vero, anche loro un Certo, piccolo anche omaggio. per loro un omaggio di questa serata e poi continuiamo, passiamo davvero all'altro continente con il Benin, il Ballet Folklorique Oshalada, Cotonou. E andiamo in Africa, Benin. Bene, adesso torniamo insomma nel nostro continente, proprio nell'area centrale dell'Europa, con i nostri amici che abbiamo avuto occasione di applaudire durante la parata ieri. Sto parlando dell'Austria, il gruppo Steirischer Schwung, quindi i nostri ospiti che arrivano dall'Austria. Bene, bene, ce l'avete un altro applauso di benvenuto per l'Austria, bentornato a dire il vero, perché insomma sono qui i nostri ospiti da giorni. Adesso andiamo da un'altra parte molto molto interessante, anche qui per la musica e per i balli. Stiamo parlando della Colombia, la compagnia artistica Jainija da Bogotà.
Bene, un bel applauso anche a loro che ci hanno già anticipato nella parata. Hai visto quanta energia c'era nella loro formazione? Sì, anche per loro l'omaggio di questa serata che sta arrivando. Eccolo qua. Ma le piccole sono una meraviglia, le piccole della scuola di ballo, ma che bellezza. Poi le avremo dopo, insomma. Ah, ecco qua, vedi, hanno anche uno scambio di piccoli doni. Come sono contente le ragazzine, le signorinette della scuola di ballo, grazie. Oh, andiamo avanti, abbiamo ancora 2 nazioni da proporre. Andiamo in Irlanda col Troy O'Herlihy Irish Dance Group da Cork. Irlanda, eccole. Bene. Bene, una sfumatura, insomma, magari un po'. Allora, intanto anche per loro arriva subito un omaggio e poi io amo molto la musica irlandese, quindi non vedo l'ora, insomma, di averli ospiti stasera. E poi, insomma, c'è un altro gruppo che in realtà abbiamo visto ieri, ma attenzione, sarà in finale perché ci porta in un luogo lontano, suggestivo e affascinante che ieri non hanno proposto. Sto parlando del... Cile, il balletto folclorico Tusui. Allora, applausi per il Cile, bentornati anche per voi. Allora, abbiamo insomma avuto modo di anticipare con questo quadro meraviglioso. Allontaniamoci un attimo perché insomma vorrei che godessero tutti di quello che succederà stasera. Questa è solo un'anticipazione, ma guardate quanta bellezza e quanto anche numericamente sono veramente tantissimi. Per cui insomma entriamo subito nel meccanismo della nostra festa di oggi e cosa facciamo? Congediamo il gruppo per iniziare l'operazione dei balli. E certo, quindi ancora abbiamo un applauso per salutare tutti i gruppi che poi vedremo stasera su questo palcoscenico. Grazie. Allora potete uscire da questa parte, via, cominciate a seguire e salutiamo Ittiri e Bolottana e ancora Samugheo e poi gli sbandieratori, la nazionale italiana che arriva dall'Umbria e poi E ancora Slovacchia, Messico, Taiwan, Benin, Austria, Colombia, Irlanda e Cile. Oh, bene, bene, bene. Beh, insomma, la nostra squadra stasera, meno male che sono tutti ben organizzati dal punto di vista tecnico. Vorrei augurare buon lavoro a tutta la squadra tecnica, audio, luci, video e naturalmente la nostra direzione di palco che stasera avrà tanto da fare. A partire da ora perché iniziamo con una cosa preziosissima, Maria Caterina. Sì, iniziamo con il nostro futuro, quello che è veramente il maggiore orgoglio dell'Associazione Culturale Folclorica Ittiri Cannedu, che è la scuola di ballo, perché senza di loro veramente non ci si potrebbe assicurare il futuro e se la nostra associazione ha compiuto 51 anni di attività è proprio perché c'è questa passione per coltivarla. Io li vorrei già qui sul palco. Loro hanno iniziato a ballare nel 2023 sotto la guida di Franco e Silvia e l'anno scorso si sono esibiti per la prima volta al festival ed eccoli qua. Mamma mia che bellezza, Allora, complicità, musica, parliamo un po' di tutto, Maria Caterina, delle cose di casa, vai a te.
È un progetto ricco e una grande emozione quella di poterli presentare su questo palco. Una scuola di ballo dove i ballerini e le ballerine vanno dai 6 ai 15 anni, quindi tra un po' ci sarà anche magari un passaggio verso il gruppo dei grandi, diciamo, dei più grandetti, ma intanto veramente una bella coesione, un'unione di passi, di allegria che li hanno portati a potersi esibire su questo palco. Allora, cosa faranno e chi li accompagna? Anche questo è compito tuo perché insomma di Itiri Cannedo vorrei fossi tu insomma a raccontarne un po' l'anima più profonda. Faranno i Tiresa Seria e danza accompagnati dall'organetto di Francesco Deiana. Eccolo qua. E allora iniziamo così, con la bellezza dei balli e dei suoni e degli abiti, insomma, e di tutto, di Itiri Cannedo.
Ma che meraviglia, davvero, sentite questo applauso perché ve lo meritate tutti. Grazie, grazie perché è davvero proprio bello vedere questa vostra esibizione, vedere la passione e l'impegno che ci avete messo per arrivare a conquistare il palco della Itiri Folk Festa numero 40. Ma io vorrei un applauso grande e li vorrei qua sul palco anche i vostri maestri, Franco Secchi e Silvia Zara. Dove sono Franco e Silvia? Vedete qua dove? Eccoli Che qua. hanno lavorato davvero con tanto impegno, ma soprattutto con tanta passione per arrivare a questo momento, ma anche a tanti altri impegni, perché i ragazzi comunque sono già stati invitati a partecipare ad altre manifestazioni, quindi inizia anche la loro attività in giro per la Sardegna. Che bello, bene. Allora, presenterà Franco naturalmente in giro per la Sardegna. Questo è certo ormai, però qua c'è una sorpresa per loro, per Franco e per Silvia, ed ecco, vediamo qui arrivare, forza ragazzi, Francesco, Antonio, Ilenia e Angela Andrea, che Avvicinatevi, consegnano, venite qua al centro del palco, vai. Ecco qua. Grazie. C'è per loro anche una dedica, non diamo le spalle al pubblico. Franco, grazie di cuore per l'insegnamento che ci hai donato e per il passo che
con pazienza ci hai guidato. È merito tuo se balliamo con orgoglio e tradizione. Grazie. Silvia, con il tuo sorriso e il cuore aperto ci hai insegnato a ballare, non solo con i piedi, ma anche con l'anima. Grazie di tutto. Bene, bene. Grazie. Bene, bene. Allora, è andata, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, la vostra proposta è stata apprezzata moltissimo e quindi se hai un po' di musica per accompagnarli così li facciamo uscire. La scuola di ballo tradizionale Itiri Cannedu, l'organetto di Francesco Deiana. Vorrei raccontare agli amici di Tele Sardegna che oggi pomeriggio si è tenuto un appuntamento molto importante qui a Itiri ed è quello della grande parata. Abbiamo presentato veramente molte espressioni popolari, 10 nazioni, le maschere del carnevale tradizionale, la banda musicale, i carabinieri a cavallo, tamburini e trombettieri. C'era veramente tutto il mondo di tante tradizioni. Sì, e credo che quella sia veramente l'espressione, il simbolo del viaggio, che poi il viaggio, no, che in questi 40 anni Itiri ha potuto fare anche grazie alla Folk Festa, perché alla fine il mondo è arrivato qua. Senti, è già tutto quasi pronto per la situazione che avremo da ospitare. La Slovacchia in questo caso, la Slovacchia con il gruppo Vagonar. È interessante intanto questa giovane nazione che ha mantenuto fede, insomma, ai propri rituali e le proprie tradizioni. Nell'Ottocento c'è stato un bel movimento musicale sul romanticismo, hanno proprio dato un impulso importante sotto questo profilo, ma è bello perché questa associazione ha recuperato non solo le danze e i canti popolari, ma anche i riti che si facevano, per esempio rovesciavano l'acqua sulle ragazze per determinate feste, piuttosto che le feste di Pasqua, costruivano i pali per la festa di maggio, le cerimonie nuziali di mezzanotte, oppure i canti natalizi. Ecco, tutto questo patrimonio loro lo hanno mantenuto e lo portano in giro nei vari festival. E una parte di questo repertorio e di questo patrimonio lo vedremo proprio questa sera, e proprio ad iniziare dalla danza che parla del matrimonio, della festa del matrimonio, del rito tra i giovani, una danza che si chiama Kozn Kale Mazoltov, ed è proprio Kozn è il ragazzo, Kale la ragazza, e Mazoltov è il brindisi, quindi il momento proprio della festa. E poi continueranno con una danza che è tipica di una regione dell'est della Slovacchia. La danza si chiama Kolomiki, una regione che si trova al confine fra l'Ucraina e la Russia, e che poi ha dato vita alla cultura rutenia, che in realtà è nata proprio perché i popoli che provenivano dall'Ucraina e dalla Russia si sono stabiliti su questa regione e, fondendo le loro culture tra loro, hanno dato vita a una nuova cultura che sarà rappresentata appunto nella danza Kolomiki. Eccolo, e allora vediamo il gruppo Vagonar dalla Slovacchia.
Bene, salutiamo e ringraziamo il gruppo di ballo, i musicisti della Slovacchia, il gruppo Vagonar. Grazie mille, grazie. Oh, bene, bene. Così approfitto, eccoli là, facciamo un applauso anche per i musicisti. Grazie. Bene ragazzi, ciao, grazie ancora. Allora, il palco sempre bene allestito, ricordiamo insomma chi ci dà una mano in questo senso. E certo, è sempre l'Orchidea di Caterina Cannoni che cura l'allestimento del nostro palco con particolare attenzione quest'anno proprio per i 40 anni di Itiri Folk Festa. Allora, il Messico lo abbiamo conosciuto, è molto interessante sia la parte relativa al ballo, perché sono tutti giovani che fanno parte della Università di Coahuila, ed è molto bello proprio il cammino che loro fanno per entrare a far parte di questa formazione che già dall'86 si è stabilizzata e porta, devo dire, le cose più importanti attraverso lo studio, attraverso la preparazione e il coinvolgimento dei giovani studenti universitari. E poi c'è la formazione musicale che è altrettanto importante, che arriva da Aguascalientes, che è una formazione che non solo propone le tematiche tradizionali, ma sono anche degli innovatori dal punto di vista musicali, hanno inciso 6 dischi, hanno tutta una carriera per conto loro e si chiamano Son de la Huerta e sono molto famosi nel loro paese. Stasera saranno, come dire, al servizio della danza popolare. Danza popolare che stasera sarà una espressione di danza esplosiva, energica, di gusto particolare, la danza calabasseado, che era la danza dei cowboy, in particolare del popolo della Mission, della Bassa California, una danza che era nata negli anni 50 quando divenne un po' di moda, diciamo, la musica del nord, che poi è la regione del nord del Messico, dalla regione da cui proviene il gruppo stasera, quindi la musica nortegna, un ritmo che permetteva poi ai cowboy e a tutti i ballerini che venivano coinvolti nella danza di imitare la natura del toro, quindi di saltare, di girare, di scalciare, e proprio questo ritmo sarà il ritmo che animerà questa danza. Sì, e poi i messicani ci hanno sempre abituati a questo tipo di danza che fa parte, insomma, soprattutto mette in risalto la forza, l'abilità degli uomini, anche nell'utilizzo di quegli strumenti che vengono utilizzati durante il lavoro, nelle mandrie, quindi proprio come dire, per quella categoria dei cowboy che nei momenti, insomma, di pausa riusciva, come dire, a creare tutto un suo filone di aggregazione, di festa e di coinvolgimento. Quindi tutto mi pare che sia pronto, perché la nostra squadra tecnica è sempre così precisa e perfetta, per cui nel ringraziare tutti loro noi possiamo annunciare le 2 formazioni, quella della università, tra l'altro l'Ateneo Fuente dell'Università Autonoma di Coahuila, va bene? E naturalmente il gruppo invece Son de la Huerta, che arrivano da Aguascalientes, ed è una bella formazione, come sentirete. Viva Messico! ¡Viva! Y ya llegamos, Coahuila. Anda una
loba del mal, ayer tarde la corrieron. A mi Jennifer me hace ya mis burros se murieron. Anda una loba del mal, ayer tarde la corrieron. A mi Jennifer me hace ya mis burros se murieron. De veras, más te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía. Que sí, se me hace que no y que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo.
lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantantes se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantantes se alegran, cielito lindo los corazones. ¡Y que viva México! ¡Viva! ¡Y que viva Italia! ¡Viva! Eccoci qua, la bella Viva festa Messico! messicana. Grazie ai musicisti, grazie ai danzatori. E adesso un cambio anche stasera, questo nostro registro del Festival internazionale, così come per la parata, è davvero molto interessante perché ha proprio delle dinamiche armoniose, si passa da un continente all'altro, ma poi c'è sempre l'isola come riferimento. Stasera avremo il tempo solo di far fare un ballo a ciascun gruppo e iniziamo con un gruppo che arriva la zona centrale, dal margine, ma che ha un'importanza particolare anche per il Litri Folk Festa, vero? E certo, stiamo parlando del gruppo folk Ortakis di Bolotana che non poteva certo mancare per Itiri Folk Festa numero 40. Anzi, io li vorrei già subito sul Eccoli qua. palco. Eccoli anche perché... Anche perché è una bella formazione numerosa, devo dire. Sì, una formazione numerosa e questo ci emoziona particolarmente e ci fa piacere, anche perché il Festival di Bolotana, che è stato appena chiuso, è giunto alla sua 30esima edizione, un festival internazionale, è il nostro festival partner, quindi ormai da anni c'è una collaborazione stretta fra le nostre associazioni ed è solo l'unione, proprio la collaborazione, che consente di giungere a risultati così importanti. 40 edizioni di Itiri Folk Festa, 33 edizioni del Festival Internazionale di Bolotana. E all'interno del gruppo Ortakis, dell'associazione culturale, ci si preoccupa di recuperare le danze popolari, di mantenere vivo l'interesse con i giovani, recuperare il vestiario, ma anche alimentare i giovani e avvicinarli alla musica. Tant'è vero che Alberto Campus è l'organettista che accompagnerà insomma il gruppo Ortakis di Bolotana. A Bolotana si usa anche l'armonica bocca per alcuni balli. Questo è particolarmente interessante perché è strutturato con 5 movimenti di passi differenti, 4 tempi musicali, insomma è tutto un concetto di esecuzione etnocoreutica che fa parte proprio di questa comunità e quindi noi ce lo vediamo con molto piacere, come detto, con la musica dell'organetto diatonico di Alberto Campus su Chimbirinu da Ortakis Bolotana.
Grazie Alberto Campus, grazie al gruppo Ortakis di Bolotana. Io da dietro le quinte non ho sentito l'applauso, ma sì, sono sicuro che l'avete fatto, vero? Sì. Ecco qua. Grazie mille, grazie ragazzi, accomodatevi pure, vi accompagni con un po' di musica, dai, così facciamo uscire così. Grazie. Allora, a proposito di repertori, di patrimoni, di cose, anche tu c'hai i tuoi repertori con gli abiti ogni sera uno diverso. Questo invece di stasera È com'è? sempre di Giovanna Casitto, Sì. accompagnato poi dai gioielli di Nanni Rocca. Guarda, stasera Non c'è so se proprio- si vedono i dettagli, ma è veramente una preziosità Sì, quest'abito. è veramente. davvero un'opera d'arte, quindi fammi ringraziare anche Vanna Bidau per i capelli pazzi, come li chiamano Sì, i sì. bambini, e il trucco Maria Giovanna Michetti. Sì, abbiamo Roberto De Martis ha inquadrato anche gli orecchini, i gioielli insomma di Rocca, quindi insomma veramente delle cose belle e preziose. Complimenti. Grazie. Va bene, allora adesso andiamo come dire, nell'Asia orientale, in quest'isola, un'isola che è molto legata alla propria identità e alla propria tradizione, soprattutto nella parte del centro-sud dell'isola sono molto legati appunto intanto alla lingua taiwanese, anche perché si parla come dire, in tutto il territorio il cinese, però hanno conservato anche la propria lingua di appartenenza e poi certamente tutta una serie di rituali che le compagnie che noi vediamo adesso elegantissime di giovani taiwanesi portano in giro per il mondo. L'isola di Formosa in realtà è curioso perché è un'isola poco più grande della Sardegna, una volta e mezzo la Sardegna, ma ha una densità di popolazione enorme perché sono 23 milioni di abitanti, c'è Taipei la capitale che è una megalopoli, insomma veramente una isola che, ripeto, guarda verso la modernità ma mantiene veramente un legame a doppio filo con la tradizione espressa nella musica. C'è tutta un'orchestra che poi tra l'altro hanno tutta una serie di strumenti musicali che accompagnano i rituali, i cerimoniali e sono tutte, come per esempio l'orchestra di stasera è un'orchestra classica che addirittura ha una sua direttrice d'orchestra che li segue e controlla insomma e coordina le sonorità e loro sono la classica Chung Classica Orchestra che viene da Taichung, mentre invece il gruppo di ballo arriva da Tainan, un'altra città, Tainan City della isola di Formosa di Taiwan. E questa compagnia di arti performative Nanfeng è riuscita insomma a fare sintesi di tutto questo grande patrimonio. E stasera che cosa ha preparato per noi Maria Caterina? Stasera sentiremo anche delle musiche tradizionali, folcloristiche appunto di Taiwan, ma poi soprattutto ci sarà un quadro molto interessante che è una danza ambientata nel 1945 che racconta le emozioni delle ragazze giovanissime, non ancora maggiorenni, che a causa della cultura molto rigida cinese, taiwanese stessa, erano quasi costrette a non esprimere i loro sentimenti. E la danza esprime invece la speranza quasi di poterli mostrare. E poi ci sarà, molto interessante, una canzone che invece appartiene alla cultura Hakka che racconta sempre la speranza di incontrare l'amore ed è interessante perché è una canzone che in realtà racconta un eco di canti. Pare che cantassero da una montagna all'altra le donne e gli uomini e con l'eco si facessero sentire. Sì, e tra l'altro la cultura H è detto bene perché a proposito di legami con la tradizione sono rimasti fedeli e ci sono delle popolazioni proprio all'interno di Taiwan, sono degli aborigeni, quindi sono proprio gli indigeni locali che hanno voluto mantenere anche questo tipo di rituale. Anche lì la musica con le varie espressioni e delle orchestre ha avuto una grande evoluzione.
espressione. Ci sono le musiche popolari che lì sono molto famose, quelle dei Beihuan, che sono le principali insieme alla Nangwang, ma poi nel tempo c'è stata questa bella evoluzione e oggi anche al di fuori del territorio asiatico si ascolta il folk holo, che è un'altra delle come dire, espressioni musicali più moderne, insieme al Lukang, insomma tutto un repertorio importante. Credo che abbiano proprio concluso, per cui entriamo insomma in questa dinamica elegantissima, raffinata, dolcissima che l'Oriente sa sempre fare nelle sue espressioni di danza e di musica. Taiwan.
La che dolcezza, bellezza. la grazia, l'eleganza E di la Taiwan. precisione, avevano 15 minuti, hanno fatto 15 minuti esatti, sono veramente precisissimi. Qualcuno ci dà retta. Vabbè, solo in pochi a dire il vero. Allora adesso invece cambiamo completamente pagina, è una di queste bellezze, proprio il nostro viaggio, anche Harmonias, si chiama Harmonias in viaggio quest'anno, ma questo di Itiri è un viaggio vero, è un viaggio nel senso profondo in tutti i luoghi e si cambia repentinamente pagina perché appunto dall'Oriente, da Taiwan, andiamo in Africa e quindi anche cambiano totalmente le ritmiche delle percussioni, la forza e l'energia di questa formazione di danza e di musica. Loro arrivano dal Benin, che è un po' la culla dei riti voodoo, soprattutto nella parte meridionale di questo paese. Sono nati proprio i riti del culto voodoo che si sono poi diffusi in tutta l'area dell'America Latina, oltre che in Africa stesso. È interessante il legame con la cultura locale. Penso che ci sono più di 40 etnie che vivono all'interno del Benin e addirittura nel 75 avevano cambiato il nome della nazione. Col Benin prima si chiamava Dahomey perché faceva parte insomma del regno di Fon, che era una delle principali etnie insieme a quella della Yoruba che hanno caratterizzato lo sviluppo del paese. Quindi oggi abbiamo questa formazione molto interessante che ci porta veramente dell'energia e le sonorità tipiche del continente africano. Sì, è già il nome del gruppo che poi è Oshala ed è dedicato alla grande divinità della cultura africana e ci offriranno un quadro che rappresenta in realtà quelle che sono le attività quotidiane poi delle famiglie, delle persone in Benin, in particolare i lavori quotidiani, quelli legati all'acqua, quindi la pesca da parte degli uomini, poi il lavaggio dei panni da parte delle donne, il rientro a casa, la lavorazione, la preparazione del pranzo, della cena, ma soprattutto il modo di vivere con una grande condivisione, solidarietà tra le famiglie, nei villaggi e poi ciò che ci raccontavano proprio poco fa è che in realtà questo modo di vivere dopo il Covid ha subito notevoli cambiamenti. Queste danze raccontano invece ciò che avveniva prima, proprio anche semplicemente fino a qualche anno fa e quindi questo grande sentimento di condivisione, di familiarità. Sì, c'è da dire che loro hanno recuperato appunto dopo insomma, in questi ultimi anni anche proprio la tipologia classica delle loro danze che rappresentano dei momenti anche della quotidianità, dei momenti rituali, ma una delle cose che ha sempre caratterizzato l'espressione etnocoreutica del continente africano è quella della mettere in luce la forza degli uomini, cioè anche nel manifestare proprio tutta la loro come dire, condizione hanno sempre una grande forza, eseguono sempre delle cose che il ballo diventa da artistico addirittura da acrobatico, quindi insomma estremamente impegnativo. Ecco, l'ultimo microfono è stato posizionato per cui tutto è pronto per il nostro gruppo africano del Benin che si chiama Oshala. Ami ana eri pe sabu sabu eri pe o aga
Grazie anche ai nostri amici del Benin. Oshalà, che energia poi. Energia pura. Allora, adesso, sì, abbiamo gli sbandieratori, quindi un'altra occasione per invitare, insomma, questa pratica che è interessante, che si sviluppa nelle parate, nelle grandi manifestazioni evocative di un tempo in cui avevano anche di importanti significati il portare la bandiera, ma anche le competizioni, perché danno un grande spazio a questo tipo di pratica, diciamo, sportiva, ed è molto bello perché c'è sempre fra gli sbandieratori una grande complicità, uno spirito di squadra, una condivisione delle attività. Certo, questa è una caratteristica che abbiamo potuto apprezzare proprio di loro in questi giorni di convivenza di Itiri, in tutti i momenti in cui hanno potuto farci vedere proprio la loro abilità, la loro maestria nell'esecuzione degli esercizi con le bandiere e poi ancora con la musica delle chiarine, col rullo dei tamburi. Stasera li avremo solo per un piccolo assaggio, 5 minuti, però comunque non volevamo far perdere anche al pubblico che ci segue la domenica questo momento così prezioso, ma la cosa importante è anche che non è solo la presenza degli sbandieratori, ma la nazionale italiana degli sbandieratori che rappresenta ben 6 regioni italiane: l'Abruzzo, la Toscana, l'Umbria, le Marche, la Lombardia e il Lazio. Cioè praticamente i più bravi, virtuosi, abili vengono scelti, selezionati e fanno parte di questa Lega Italiana degli Sbandieratori, una nazionale vera e propria che rappresenta, insomma, tutte quelle regioni che hanno una grande tradizione in questo senso. Quindi questo, come dire, già la dice lunga sulla qualità di quello che noi avremo occasione di vedere. Mi pare che praticamente sia tutto pronto. Hai detto bene, le chiarine, questa versione un po' più moderna con i pistoni che comunque serve proprio per intonare perfettamente, per dare tutta una serie di linee guida dal punto di vista musicale, e naturalmente le percussioni che scandiscono ampiamente la ritmica utilissima per il lancio delle bandiere. Vediamo dunque la nazionale italiana degli sbandieratori.
Grazie. Bene, gran finale anche per gli sbandieratori, per la Lega Italiana degli Sbandieratori, la nazionale italiana. Allora, tante cose si sono come dire, organizzate, svolte in questi giorni. Abbiamo detto dal 18 al 21, tutto concentrato a Itiri, tante iniziative, tante attività. Il 17 l'anteprima ad Alghero, il 22 ci sarà la chiusura a Sassari, insomma tante cose. E fra le iniziative per esempio io ve ne cito alcune, quella della mandare, che è molto interessante, in giro nel mondo l'immagine di Itiri e della sua folk festa, perché per esempio l'associazione Radio Club Coros, che ha il museo della radio al museo Mario Faedda in uno dei palazzi storici di Itiri, ha organizzato non soltanto una vera e propria mostra delle radio storiche, ma anche un contatto con tutto il mondo dei radioamatori che adesso coloro che hanno partecipato, hanno seguito le attività eccetera riceveranno anche questo attestato, che è interessante perché insomma, ci sono le immagini di Itiri, quindi un'altra occasione oltre alla televisione, la rete, i social, tutto quello che come dire ruota intorno alla comunicazione, anche questo contributo è stato importante. Ma poi che cosa è successo? Beh, tanto. Stamattina per esempio c'è stata già da ieri pomeriggio e poi stamattina la gara ciclistica organizzata dalla SD Cannedu Ittiri, organizzata proprio in occasione della Folk Festa. È stato bello poi perché la premiazione è avvenuta a cura dei gruppi ospiti, la premiazione dei bambini, quindi un momento particolarmente emozionante. Poi ancora tante mostre dedicate alla ceramica con i ceramisti Augusto Mola,
Ugo Serpi, ma anche le ceramiste itiresi con Valentina De Logu, che ha esposto insieme alle creazioni in ferro di Felice Mele, poi ancora Sandra Manus, e poi ancora la presenza dello IED, l'Istituto Europeo di Design, che abbiamo visto ieri con la Waiting Room, e poi la rievocazione storica dedicata a Toieda Melone a cura dell'Associazione Culturale Ischilias, la rievocazione storica di Santa Rasa con la compagnia teatrale Coros, Bagella, la mostra dedicata ai 40 anni del festival, la mostra la mostra fotografica diffusa che ha raccontato le immagini di 40 anni di Folk Festa, che è stata organizzata da tantissimi fotografi ittiresi. Hanno realizzato talmente tanti scatti che all'inizio le foto dovevano essere simbolicamente 40, sono diventate 45. E di questo davvero li ringraziamo, perché è un archivio, è un patrimonio importantissimo questo delle immagini. Oltretutto molto suggestive, le vedete insomma in giro per la città. Adesso di nuovo nell'isola, nel Mandrolisai, a San Mugheo, paese della tessitura. Gli abiti insomma già anticipano questa loro tradizione dell'utilizzo della lavorazione dell'orbace e di altre stoffe, e questa come dire, architettura proprio delle stoffe samugheisi, che è molto particolare e interessante. E questa associazione ci proporrà il ballo tipico del Sorrosciada, che ha proprio un suo sviluppo già dal momento in cui, dalla disposizione dei danzatori, degli uomini e delle donne, che esprimono questa danza di corteggiamento come dire, molto rispettosa, dove non si abbracciano ma si avvicinano, ruotano intorno gli uomini e le donne. Insomma è una cosa veramente molto garbata come danza di corteggiamento. E la musica è affidata a Marco Cossu, che è insomma il Mauro Cossu, che è l'organetista dell'associazione. Un'associazione importante anche in questo caso, no? Per l'Itiri Folk Festa. Certo, un legame strettissimo, che è quello che ci lega appunto al gruppo Folk Pro Loco di San Mugheo, spesso presente in occasione della Itiri Folk Festa, e soprattutto un gruppo con cui c'è una grande condivisione nella serietà della ricerca, della proposizione del ballo, della proposizione degli abiti. Bene, allora San Mugheo, gruppo Pro Loco, Mauro Cossu all'organetto e Sorrosciada.
Caro Mauro, grazie e grazie agli amici della Proloco di Samugheo. Hai detto bene, è importante il loro lavoro di attenzione verso questo bel patrimonio che hanno del vestiario, e questo lavoro lo svolgono davvero molto bene, in modo appassionato, attento e rigoroso, quindi grazie. Se Mauro li vuoi accompagnare per farli uscire in allegria, in festa, eccoci qua. Aspetta, vai. Ecco qua. Adesso andiamo più veloci anche con i tempi, 4 nazioni, 10 minuti per ciascuna, e quindi arriveremo al gran finale, quindi vi chiediamo di stare tutti con noi perché hanno preparato come sempre, come avviene tutti gli anni, qualcosa di coinvolgente in finale. Adesso andiamo in Austria, li abbiamo conosciuti, sono tutti uomini, hanno quelle danze che fanno parte insomma della area alpina, insomma sono molto come dire, spettacolari, forti e anche divertenti, e rappresentano molte scene, e sono stati nostri ospiti in questi giorni ma anche tempo fa negli altri festival, e quindi il gruppo austriaco che ci propone che cosa stasera, Maria Caterina? Stasera musica e poi però il loro ballo caratteristico, caratterizzato da diversi colpi fragorosi di mani e piedi che scandiscono il ritmo del ballo, e concluderanno poi con la danza che ormai tutti conosciamo e che apprezziamo, che si chiama Wasserplatter. Non so se l'ho pronunciato bene, ma è una danza che simboleggia una lotta tra gli uomini, quasi per dimostrare chi è il più forte. Diventa quasi acrobatica, ma poi particolarmente simpatica, diciamo, per i colpi poi che vengono tirati, diciamo, l'uno all'altro. E stasera in sfilata abbiamo visto che hanno fatto partecipare anche il pubblico a questa danza. Bene, allora se tutto, anzi, no, abbiamo bisogno ancora di qualche istante. È interessante perché proprio la tipo di sonorità che noi avremo nel campo della musica popolare è piacevole, perché poi ha avuto occasione dall'Austria di diffondersi e quindi di alimentare tutte quelle danze che sono arrivate in tutto il continente, anche le danze di corteggiamento, le danze classiche, dei valzer, insomma c'è stato un grande movimento musicale. Invece sulla musica popolare, con l'accordeon, che è lo strumento principe, perché l'abbiamo detto anche ieri, tutto è partito da Vienna, da Cyril Damian, che nel maggio del 1829 ha depositato proprio il brevetto del primo accordeon, e ovviamente in tutte le musiche popolari si utilizza questo strumento. Steirischer Schwung sarebbe così il nome del gruppo, che arriva da Stivol in Austria, e siccome sono praticamente pronti noi ce li gustiamo. Hai detto che sono quelli spettacolari dei balli, no? Che fanno tutta una serie di cose, e vediamo insomma di seguirli insieme, ci divertiamo insieme ai nostri amici dell'Austria.
Ce l'abbiamo fatta. Austria! Grazie ragazzi, stavo creando anche un incidente, uno scontro. Ci siamo salvati. Ci siamo salvati. Oh, adesso c'è un'altra nazione, attenzione perché intanto in chiusura avremo il Cile che ci porta a Rapa Nui, quindi insomma è una cosa davvero da non perdere. Ma adesso invece è la Colombia ed è interessante anche perché noi siamo abituati a vedere come dire, le musiche colombiane, gli abiti larghi delle donne, invece c'è una formazione molto interessante che ha
circa una decina d'anni di attività, molto impegnata nella performance del teatro, della come dire, percussione in particolare, e loro si occupano di una linea musicale che è, come dire, delle aree urbane, quindi estremamente contemporaneo, ma che ha una ritmica invece che si rifà alle tradizioni addirittura precolombiane, quindi veramente un messaggio molto molto interessante. Sì, un messaggio interessante anche perché l'associazione, che si chiama AINJA, è molto più di un ensemble musicale, in realtà è proprio un movimento artistico e sociale che unisce percussioni, danza, performance urbana, quindi veramente abbiamo un messaggio oltretutto, che è quello che loro vogliono lanciare, che è quello della trasformazione sociale attraverso l'arte di strada, la partecipazione inclusiva. È un gruppo che propone valori molto sentiti di comunità, di rispetto, di coinvolgimento giovanile. Hanno un motto particolare che è proprio: qui non c'è spazio per l'indifferenza. E allora il gruppo AINJA, che significa tra l'altro nella lingua locale fare, creare, realizzare, sono pronti per noi con la loro forza, la forza delle loro percussioni e delle danze, e vediamo questa particolarità della Colombia.
Questa era una performance davvero straordinaria che arriva dalle aree urbane, da Bogotà, 8 milioni di abitanti, una grande città e una compagnia davvero straordinaria. Complimenti, fantastici, fantastici. Una Colombia che non ci aspettavamo e ci ha coinvolto, stupito, affascinato dal loro ritmo. Adesso un'altra pagina, un altro stile, un altro luogo del mondo, insomma esattamente con quello che è il concetto della Eatery Folk Festa. Andiamo in Irlanda e lì ovviamente c'è tutto un patrimonio di sonorità. Già dal 600 e 700 c'è stato questo movimento di musica di tradizione orale che si è, come dire, diffuso ovunque, apprezzato nel mondo ed è uno stile musicale ben preciso. E da queste musiche poi le danze sono una conseguenza importante. Anche qui ci sono proprio le danze di come dire, condivisione, di partecipazione ampia, ci sono le danze soliste, ci sono le danze da competizione, insomma tutto un filone legato alle danze. E questa compagnia è una delle compagnie più importanti che arriva da Cork, una delle città del sud dell'Irlanda, e ha preparato un quadro molto interessante che vedremo insieme. Sì, spazieremo attraverso diversi ritmi, diverse sonorità, iniziando con la Irish Jig, che è il ritmo più popolare, più dolce, più veloce anzi dell'Irlanda. Poi ci sarà una danza invece che è realizzata solo da 4 ballerine che rappresentano le 4 diverse regioni del paese, perciò inizialmente ballano tutte con ritmi diversi, per poi unirsi invece a ballare insieme conquistando un unico passo. Ancora una danza di sole donne e poi per chiudere invece la River Dance è una danza che era stata presentata, pensa, all'Eurovision, era quasi una danza di intervallo in realtà 30 anni fa, ma poi è diventata talmente popolare che in realtà viene riproposta poi continuamente in diverse manifestazioni. In genere nella musica irlandese si alternano in modo chiaro le musiche come dire, strumentali e le musiche vocali. In questo caso avremo prevalentemente un'azione di musica strumentale con tutta una serie di strumenti che fanno parte proprio della tipica formazione per le danze irlandesi. E quindi invitiamo sul palco Irlanda!
E salutiamo i nostri ospiti, le nostre ospiti dell'Irlanda, tutto al femminile questa formazione. Ma queste parrucche cosa rappresentano? Sì, ne abbiamo parlato proprio poco fa. In realtà oggi utilizzano delle parrucche, ma questa in realtà era la acconciatura della domenica. E quindi i ricci, in effetti, per chi non li aveva, venivano proprio realizzati a mano. Oggi ovviamente non tutte hanno più i capelli lunghi e quindi utilizzano queste parrucche proprio per rievocare questo tipo di acconciatura. Bene, bene. Allora, siamo arrivati all'ultimo gruppo, l'ultima nazione e poi gran finale insieme per chiudere, insomma, per mettere veramente i sigilli a questa edizione sul palco della 40ª dell'Italy Folk Festa, perché poi, come abbiamo detto, domani proseguono le iniziative, anche dopodomani. Però adesso avremo un ospite che in realtà abbiamo avuto ieri, ma con l'altra anima cilena, cioè quella musica andina, quella della nuova canzone cilena, con l'omaggio a Parra, a Violeta Parra. E invece stasera andremo nella suggestione dell'isola di Pasqua, Rapa Nui, che è diventata molto famosa tra l'altro a livello come dire, planetario grazie a alla cinematografia, perché nel 94 Kevin Reynolds mi pare aveva proprio diretto un film su Rapa Nui del periodo preispanico, prima della colonizzazione europea, quindi insomma ha portato fuori l'essenza di questo mondo con la sua cultura Moai, ma soprattutto con queste danze popolari estremamente eleganti, piacevoli, di grande coinvolgimento. Sì, e sono proprio legati a tutte le tradizioni dell'isola di Rapa Nui, danze come l'Oko o l'Ori Rapa Nui, che sono poi accompagnate da canti eseguiti in lingua nativa che narrano miti e leggende che sono tramandate di generazione in generazione proprio fino ad arrivare ai nostri giorni e caratterizzate da un'estrema grazia, dolcezza ed eleganza. Beh, gli abiti poi sono realizzati con elementi che richiamano naturalmente al mare, all'isola di Rapa Nui. Molti di questi elementi, come dire, arricchiscono il loro vestiario, che è sempre molto semplice perché, come dire, tutto quanto viene basato sul canto. Sono danze, molte danze di corteggiamento, quindi estremamente armoniose, quindi si sente questo tipo di armoniosità anche nelle musiche, contrariamente alla forza di quelle della zona delle Ande, quindi del continente, dell'area cilena. Quindi insomma sarà una pagina particolarmente interessante che ci porterà avanti per altri 10 minuti per poi insomma chiudere questa nostra edizione. Tante nazioni, stasera veramente abbiamo offerto un menù ricchissimo, ma d'altronde la 40ª edizione andava proprio segnata da qualcosa di importante, anzi di importantissimo. Anche dal punto di vista musicale c'è tutta una squadra e tutto un gruppo che oltre agli strumenti tradizionali questa formazione ha portato anche degli strumenti elettrici come il basso e altre situazioni che generalmente fanno parte della musica più popolare. Sì, e poi dicevi tante nazioni stasera, ma comunque con Italy Folk Festa non abbiamo finito, finiamo sì lo spettacolo qua sul palco di Parco Missingiagu, ma domani sera con la cena etnica e i momenti musicali avremo modo ancora, anzi, di poter vedere veramente da vicino, di vivere un momento, se vogliamo, un po' più intimo e condiviso con Austria, Messico, Cile, gli sbandieratori e l'Abruzzo. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta e allora questa seconda anima del Cile con la sua isola e tutte le tradizioni sonore di ballo e di canto. Insomma, viva il Cile!
Horita ua ararua i te popohanga. Tomo mai koe, ai koe au. Horita ua ararua i te popohanga. Mate, mate ana hoki a koe, i tau tau e na o o. Mate ta koe ana koe kiau, tau matai na e maki maki au. Mate ana hoki a koe, i tau tau e na o o. Mate ta koe ana koe kiau, tau matai na e maki maki au. Como mai koe, ai koe au. Horita ua ararua i te popohanga. Mate, mate ana hoki a koe, i tau tau e na o o. Mate ta koe na koe kia au, tau matai na e haki maki au. Mate ana hoki a koe, i tau tau e na o o. Mate ta koe na koe kia au, tau matai na e haki maki au. Tau matai na e haki maki au. Iba a carare, de mano que no era
Zoruca! Beh, che bel finale, grazie Cile. Grazie Cile. Oh, bene, finale diciamo c'è ancora una coda però, dobbiamo... E intanto io vorrei avere, visto che insomma ogni anno quando mettiamo la parola fine all'appuntamento, siccome quest'anno è anche un po' speciale, i 40 anni, inizia un nuovo viaggio, ecco, dalla prossima edizione. Vorrei avere i presidenti, va bene, perché abbiamo il nuovo presidente Giuseppe Calvia, dove sei? E il presidente ormai onorario, insomma, o storico, che è Piero Simula. Ci siete tutte e due presidenti? Dove siete? Così salutiamo il pubblico qui al Parco Misingiago di Ittiri, ma anche i nostri telespettatori. Abbiamo un finale interessante con fuochi artificiali, quindi invitiamo tutti a stare qui con noi. Ecco uno dei due presidenti. Oh, adesso possiamo fare anche, ecco, c'è anche Piero, possiamo fare l'applauso vero per tutte e due. Grazie. Grazie di tutto, Piero, grazie Giuseppe. Che bella fatica, ma che bella soddisfazione anche questa edizione. Beh, mica siamo solo noi, chiamiamo tutti, Maria Caterina. No, noi vogliamo tutti qua. Allora, tutto il gruppo, Ittiri Cannedu, le guide, i gruppi ospiti, gli accompagnatori, tutte le persone che Venite sono qua, tante, Maria tutti i nostri Caterina, amici dai. e collaboratori Tutti. che hanno veramente lavorato tanto per questa 40ª edizione di Ittiri Folk Festa. Oh, e allora per questo gran finale, perché adesso ci sarà il tormentone, no? Che segue, che coinvolge praticamente tutti, avremo anche un po' di spettacolo pirotecnico, insomma la nostra sigla finale. Ma dove sono? Io che sono, venite qua, io che sono troppo orgoglioso, perché quando uno comincia ad essere imitato, insomma vuol dire o è un disastro o comunque sta creando qualcosa. Allora, Franco, Maria Caterina, siccome noi stiamo per chiudere, insomma, diamoci un finalino e un appuntamento, però proprio come, si è capito, come quando ci prendete in giro davvero, to? Maria Caterina, ma quanto sei bella. Grazie Ottavio, mi lusinghi sempre con i tuoi complimenti, ma io farei complimenti al nostro pubblico e al nostro gruppo, augurandoci di fare tanti altri bellissimi festival come questi, e per questo vi aspettiamo l'anno prossimo alla 41ª edizione dell'Ittiri Folk Festa. Esatto, il prossimo anno un altro appuntamento importante. Maria Caterina, salutiamo tutti e ringraziamo tutti. Buonanotte, ciao! E allora lanciamo la canzone dedicata alla 40ª edizione di Ittiri Folk Assolutamente Festa, sì. Terras e Bandelas, E composta salutiamo gli per noi amici. dai Rios, e con questo salutiamo il nostro pubblico. Grazie davvero. Grazie a tutti anche per Telesardegna, amici tecnici, audio, luce, video, LED wall, tutti quanti. A Ittiri nel cuore del Locutoro c'è un festival che ci racconta il folklore, voci e sorrisi di terre lontane, costumi e colori al di là del mare, culture diverse ci tendono le mani, in fondo sappiamo che non siamo lontani, se facciamo un cerchio assieme balliamo, aspettando domani. A Ittiri una festa folk incontra il mondo, a Ittiri
festa di popoli. Canti dall'Australia, Messico, Africa, balli dall'Eurasia, suoni dall'America, America, 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 America. Su coro del suo cudoro, danzano a Parigi e cantano in coro, poche se sono sin l'immanzena, chi prange ne rienza ma te si manera, in questa vita adesso Sardegna, di cola su mondo un gente una limba, a mano denta e in amistade, piazziamo spadi, si chiede a ballare, in itiri, un mondo che nalla cana, in itiri, impare cantana, cantor da Australia, Messico, Africa, ballo paese Eurasia, sono paese America, 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 America. Australia, Messico, Africa, ballo paese Eurasia, sono paese America, America, America.